le principali notizie. Sant'Agata torna tra i devoti, all'alba la messa dell'Aurora, l'inizio del giro esterno, l'arcivescovo Renna ai carcerati, è tempo di cambiare. La nostra maratona televisiva non si ferma e seguirà la processione fino a tarda notte. Grande spettacolo in Piazza Duomo con i tradizionali fuochi del 3, il concerto con l'orchestra giovanile del Conservatorio Bellini e le voci bianche dei fanciulli di Agata. Tragico incidente a Caltabellotta vicino a Agrigento, un uomo è morto per salvare l'anziana madre e le figlie dalle fiamme, un gesto eroico pagato con la vita. A Lanzarote alle Canarie ha confessato il giovane arrestato per aver aggredito Salvatore Sinagra di Favignana, ricoverato in gravissime condizioni. Il 25enne ha agito sotto effetto della cocaina. In una Catania festa per Sant'Agata, lo sconforto degli sfollati di Trappeto Nord rimasti senza casa dopo l'esplosione, si cercano soluzioni abitative, mentre la zona rossa è ora senza un controllo. Chiusa la sessione invernale del mercato, Palermo ufficializza Poiampalo e Audero. A Catania delusione tra i tifosi per la cessione di Castellini al Pisa, colpi la Sninut per Messina e Trapani. Buongiorno, e dunque a Catania stamattina Sant'Agata è tornata tra i fedeli. Poco prima delle 8 è iniziato il giro esterno del busto reliquiario. Ci colleghiamo subito in diretta con Piazza Duomo, dove c'è per noi Lorena Dolci. Grazie Giussi, siamo qua in Piazza Duomo che ha fatto da scenario all'inizio del giro esterno, come dicevi bene tu, iniziato alle 8, ma prima c'è stata la messa dell'Aurora, il primo momento, il primo contatto, il primo abbraccio tra i catanesi e la loro santa. 3.000 le persone che hanno trovato posto all'interno della cattedrale e che hanno potuto rivolgere e contemplare per la prima volta dopo tanti mesi il volto della santa, ma anche ascoltare le parole dell'arcivescovo di Catania, Luigi Renna, che ha tessuto un'omelia tutta al filo della speranza, che poi è il filo conduttore anche di quest'anno giubilare, ma un pensiero particolare proprio in apertura è andato nelle parole di Monsignor Renna ai carcerati, quei detenuti e detenute affiliati alla criminalità organizzata a cui ha detto possono rompere le catene. Sentiamo allora uno stralcio del suo discorso. Le prime persone a cui voglio pensare sono i carcerati. Organizzare la speranza per i nostri fratelli e sorelle carcerati. Cari detenuti, forse alcuni di voi dalla loro cella stanno seguendo oggi la messa. Vi saluto. Voi vivete temporaneamente la privazione della libertà, ma io vi dico da questo luogo santo, voi potete cambiare strada. Siete nostri fratelli. Vi invito a guardare nel vostro cuore e a liberarvi da quelle catene che vi hanno tenuti prigionieri, prima ancora di essere stati messe in manette. Quali sono queste catene? La convinzione, ad esempio, che possedere soldi, avere un Rolex d'oro, una tuta di marca faccia la libertà della persona. A prezzo di che cosa? A prezzo dello spaccio, della ricerca del pizzo, delle rapine e delle truffe. È tempo di cambiare anche per voi. È tempo di speranza anche per voi. E ci fa piacere pensare che queste parole abbiano potuto raggiungere anche i detenuti carcerati grazie alla nostra diretta Una Non Stop, che è iniziata stamattina alle 4 e che sta continuando a seguire il giro esterno e che andrà avanti con queste pause per il TG, in cui tra l'altro continuiamo a dare conto della processione fino a notte fonde, quindi ben oltre la mezzanotte come accadeva negli altri anni. L'arcivescovo Renna si è poi rivolto anche ai genitori invitandoli a dire dei no che possono servire. È un pensiero andato anche alle ragazze madri, ragazzine di 15-16 anni che sono diventate madri e che adesso possono portare avanti il frutto di quello che è successo con responsabilità. Dicevamo il giro esterno che sta procedendo, ma per sapere dove è arrivata esattamente Onnea Santa, questa è la domanda, noi ci colleghiamo con Orazio Longo.
Eccoci, siamo in piazza Iolanda, è qui che è arrivato in questo momento il Fercolo, si è appena concluso lo scarico della cera, perché qui in piazza Iolanda è un altro punto dove si scarica la cera dal Fercolo. Il Fercolo ha appena girato per via Umberto e adesso in questo momento c'è l'omelia di Monsignor Vincenzo Branchina che sta facendo l'omelia sul Fercolo per questa giornata, per questa tappa del giro esterno di Sant'Agata. Adesso continuerà, poi riprenderà il cammino per la via Umberto, cammino che noi continueremo a seguire in questa giornata piena di sole e anche di gioia da parte di tanti devoti e tanti fedeli e da parte di tantissimi turisti che hanno invaso la città di Catania sin da stamattina, quando, come avete visto dalle immagini di prima, è stata riempita la cattedrale per la messa dell'Aurora. Come vi dicevo, noi seguiremo passo dopo passo tutto il tragitto che il Fercolo farà fino a notte fonda, fino a quando non rientrerà, e domani continueranno le nostre dirette anche per il giro interno. L'unica pausa, diciamo, è quella di questo telegiornale e poi riprenderanno le dirette. A voi la linea. Grazie Orazio Longo, e quindi ricordate, vi invitiamo a restare con noi per seguire fra l'altro l'attesissimo momento della salita dei Cappuccini e poi la Sant'Agata alla Vetere, la sosta Sant'Agata alla Vetere con quelli che una volta erano i Vespri, e poi il lungo giro per via Plebiscito che passerà dei fuochi del Fortino, che forse questa volta per chi avrà voglia di restare in piedi fino a tardi potremo offrirvi. Da Piazza Duomo è tutto, linea allo studio. Grazie ai colleghi che sono al lavoro. Intanto ieri sera in Piazza Duomo, sempre a Catania, un grande spettacolo pirotecnico con i tradizionali fuochi del Tre. Emozionante anche il concerto affidato al coro lirico siciliano con l'orchestra giovanile del Conservatorio Bellini e con le voci bianche dei Fanciulli di Agata. Simona Mazzona. Nasi all'insù per ammirare i 1000 colori dei fuochi d'artificio per la cosiddetta Sera del Tre. Il cielo di Catania si è illuminato a festa per onorare la sua Sant'Agata con il tradizionale e tanto atteso spettacolo pirotecnico di Piazza Duomo, trasmesso in diretta da Antenna Sicilia e Telecolor. Lo show è partito alle 20:40, per circa 15 minuti è stata un'esplosione di giochi di fuoco osservata dalla composta folla di devoti sullo sfondo della cattedrale. Una visione straordinaria anche dal porto, da cui la pioggia di colori è ancora più suggestiva. Prima e dopo i fuochi il concerto con gli inni agatini affidato al coro lirico siciliano, all'orchestra giovanile del Conservatorio Bellini e al coro di voci bianche, i Fanciulli di Agata. Sono stati loro la novità di quest'anno, un gruppo composto da 55 bambini selezionati tra gli alunni delle scuole comunali a indirizzo musicale. Il coro ha eseguito gli inni più significativi del culto agatino. Adesso veniamo alla cronaca, tragedia a Caltabellotta, siamo in provincia di Agrigento, muore per salvare la madre e le figlie da un incendio. Davide Sardo. Un gesto eroico è costato la vita a Salvatore Benfari, operaio 47enne, che ha salvato l'anziana madre e le sue 2 figlie di 12 e 8 anni da un incendio divampato nella casa dei genitori. La tragedia ha sconvolto la comunità di Caltabellotta, in provincia di Agrigento. In quei momenti terribili l'uomo, tra le fiamme e il fumo, non ha esitato a far uscire i familiari. Secondo la prima ricostruzione, l'uomo si trovava in cantina con il padre quando le fiamme sono divampate nell'abitazione. Richiamato dalle grida delle bambine, si è precipitato all'interno riuscendo a portarle in salvo e poi è rientrato per soccorrere la madre 73enne, ma è rimasto intrappolato tra le fiamme. I vigili del fuoco ipotizzano che possa essere stato sopraffatto dal fumo prima di trovare una via di fuga. La madre è stata soccorsa dai vicini e trasferita in soccorso in ospedale a Palermo, dove resta in prognosi riservata. L'abitazione è stata posta sotto sequestro per consentire rilievi, mentre la Procura di Sciacca ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause del rogo, al momento attribuite ad un possibile cortocircuito. Il sindaco di Caltabellotta, Biagio Marciante, che ha assistito ai soccorsi, ha dichiarato: abbiamo perso un grande lavoratore, un ragazzo per bene, la nostra comunità è sotto shock.
Pubblicate le motivazioni della sentenza con la quale il Tribunale di Palermo ha condannato gli autori dello stupro di gruppo del Foro Italico a Palermo. Motivazioni forti, quelle espresse dai giudici, hanno infierito sulla vittima. Manlio Viola. Non solo uno stupro, una violenza di gruppo che è già aberrante, ma una violenza commessa da giovani sessisti e misogini che consideravano e considerano la vittima solo come un oggetto. Sono durissime le considerazioni dei giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Palermo nelle ben 110 pagine di motivazione della sentenza di condanna dei responsabili dello stupro del Foro Italico, una vicenda della quale si viene a conoscenza solo per un caso. La vittima infatti non avrebbe denunciato, convinta che non sarebbe stata creduta se non si fossero verificate circostanze particolari, scrivono. La 19enne, stuprata da 7 ragazzi in un cantiere abbandonato del Foro Italico nella notte di luglio di 2 anni fa, non è stata mai consenziente, dicono i giudici. Risulta drammaticamente evidente la dinamica di oggettificazione sessuale con condotte perpetrate nella piena consapevolezza dello stato di ubriachezza in cui versava la ragazza e nella totale incuranza della effettiva e attuale volontà della persona offesa. Il tribunale, ripercorrendo la testimonianza della vittima e di chi le prestò soccorso, analizzando i video girati dagli stupratori durante gli abusi e ricostruendo i fatti, in più passaggi mette in evidenza le contraddizioni nelle dichiarazioni rese dagli imputati, che hanno sempre sostenuto che la giovane fosse consenziente. Severo il tribunale anche nell'argomentare la mancata concessione delle attenuanti a tutti gli imputati tranne uno, Samuele La Grassa, al quale commina la pena di 4 anni contro i 7 di tutti gli altri 6,5 di Barone. Hanno agito in forza di una già formata mentalità sessista e misogina, scrivono i magistrati. Dicono l'unico ad aver mostrato pentimento è stato Samuele La Grassa, che in sede di interrogatorio ha reso sofferte dichiarazioni successivamente mai smentite, risultate rilevanti ai fini della ricostruzione del fatto. 16 anni di carcere è la condanna inflitta dalla Corte d'Appello di Torino a Victor Ulinici, uno dei 5 giovani imputati per il tragico lancio di una bici sul lungo fiume dei Murazzi, che ha ferito in maniera gravissima nel gennaio del 2023 lo studente palermitano Mauro Glorioso. A Lanzarote, alle Canarie, ha confessato il giovane arrestato con l'accusa di aver aggredito Salvatore Sinagra di Favignana, ricoverato in gravissime condizioni. Il 25enne ha detto ai giudici di aver agito sotto effetto della cocaina. Laura Spanò. Ha confessato il 25enne fermato dalla Guardia Civile sabato a Lanzarote nelle Canarie. Sì, sono stato io, l'ho colpito, ero sotto l'effetto di cocaina e non riuscivo a controllarmi. Davanti al giudice, nel corso dell'udienza di convalida, il giovane ha confermato l'aggressione al trentenne di Favignana, Salvatore Sinagra, su decisione del Tribunale di Prima Istanza numero 4 di Arresife. L'aggressore, con numerosi precedenti penali, da ieri si trova in carcere. Il fascicolo sul caso passa ora al Tribunale di Prima Istanza numero 3 di Arresife, che potrebbe anche modificare il capo di imputazione da lesioni gravi a tentato omicidio. La svolta nelle indagini è arrivata grazie alle testimonianze di chi ha assistito all'aggressione e alle immagini delle telecamere della videosorveglianza davanti al centro commerciale a Matagorda, zona turistica di Puerto del Carmen. Ieri mattina il giudice ha anche sentito alcuni testimoni che hanno confermato quanto dichiarato alla Guardia Civile. Tutti accusano il 25enne reo confesso e hanno fornito dettagli anche sulle fasi dell'aggressione avvenuta dopo una discussione precedente all'interno del locale di Sinombre, tra i locali più frequentati di Puerto del Carmen. Il padre di Salvatore, Andrea, ha ringraziato la polizia spagnola per la velocità e per aver lavorato in maniera così scrupolosa. Ora attende il prossimo incontro con i medici per avere notizie sulle condizioni del figlio ricoverato in coma farmacologico nel reparto di rianimazione dell'ospedale Dottor Negrin. Le sue condizioni vengono definite stazionari ma gravi. Mascherine e farlocche vendute alla regione siciliana durante il Covid. La Guardia di Finanza sequestra 10 milioni di euro. Nell'ordinanza spunta anche il nome dell'assessore regionale all'economia Dagnino, che nel 2018 assisteva come legale una delle 2 società coinvolte. Manlio Viola. Si complica la vicenda delle mascherine monouso acquistate dal Dipartimento regionale della Protezione Civile della Sicilia durante il periodo dell'allarme Covid, risultate poi prive delle necessarie certificazioni di sicurezza. Dopo il sequestro beni da 10 milioni di euro effettuato dalla Guardia di Finanza nei confronti di 2 società di Palermo ed Enna che avrebbero fornito le mascherine irregolari e con certificazioni addirittura contraffatte in un caso, emerge anche che ad assistere in una delle società c'era, quale avvocato, l'attuale assessore regionale all'economia Alessandro
Dagnino. Dagnino assisteva alla Paramount Strategy Limited con sede a Londra ma gestita da 2 cittadini indiani, azienda capofila della holding della quale fa parte la Italia Paramount Strategy con sede a Carini, che ha fornito alla Sicilia 2 milioni di mascherine FFP2 ed FFP3. Le 2 consociate italiane risultano gestite da Pankaj e Vipin Gupta, 2 indiani entrambi iscritti nel registro degli indagati. Dagnino invece non è indagato, ma era stato lui, l'attuale assessore nel 2018, a favorire l'arrivo in Sicilia di Pankaj Gupta, amministratore della Essel Group interessato a investire nell'isola. Per 3 giorni l'imprenditore indiano fu coinvolto a Palermo in una serie di incontri alla Camera di Commercio e con il consorzio Arca, che gestiva allora l'incubatore dell'università. Dagnino non ha fatto attendere la sua replica agli eventi. Nell'esercizio della mia attività professionale ho prestato assistenza legale alla Paramount Strategy Limited, come già avvenuto con molte altre imprese nei più diversi settori, ha detto. A fronte dei pagamenti ricevuti ho emesso regolari fatture e posso affermare che al tempo della consulenza non ho avuto conoscenza di alcun profilo che potesse suscitare dubbi sulla corretta esecuzione delle forniture, ha messo nero su bianco l'esponente del governo Schifani. Una breve pausa e poi lo sconforto degli sfollati dell'esplosione a Trappeto Nord a Catania. In una Catania in questi giorni a festa per Sant'Agata, alcuni cittadini però vivono nell'incertezza. Sono gli sfollati di Trappeto Nord rimasti senza casa dopo l'esplosione causata dalla fuga di gas. Si cercano soluzioni abitative mentre la zona rossa è ora senza un controllo. Tonino De Mana. Mentre migliaia festeggiano Sant'Agata, alcune famiglie di Catania vivono nell'incertezza e soprattutto senza una casa. Sono gli sfollati di Trappeto Nord, la cui normalità si è interrotta la sera del 21 gennaio scorso, quando un'esplosione causata da una fuga di gas ha sventrato 2 palazzine all'incrocio tra via Fratelli Gualandi e via Galermo. Dopo il dispiegamento di forze dei primi giorni, adesso nella cosiddetta zona rossa si vedono solo gli operai di Catania Rete Gas e alcuni vigili del fuoco, poi il nulla. Lo lamentano gli sfollati che temono incursioni in quel che resta delle abitazioni al cui interno sono presenti mobili ed effetti personali. Le case che vedete, attualmente sotto sequestro, dovranno essere abbattute e poi ricostruite. La preoccupazione dei residenti sta nel fatto di non sapere ancora dove andare a stare. Alloggi vengono proposti qua e là, da Librino a San Cristoforo. A qualcuno era stata prospettata l'ipotesi delle suore a San Nullo, poi caduta nel volgere di poche ore, mentre nelle ultime ore sarebbe stato individuato un edificio in via Goffredo Mamelli 24, ma su cui dovrà esprimersi il Consiglio Comunale, anche perché il palazzo in questione dovrà essere impiegato per usi istituzionali. Intanto proseguono i lavori di ripristino del servizio di gas metano. Dopo la cittadella universitaria, il Policlinico e via Galermo si prosegue alla riattivazione di altre utenze nelle zone di via Andrea Doria, di via Cutore e la parte bassa di via Santa Sofia. Catania Rete Gas raccomanda agli utenti di essere presenti al momento del ripristino dei contatori attualmente sigillati. C'è chi invece ha rimosso i sigilli beccandosi una denuncia penale. Rapporto annuale dell'INPS in Sicilia, scoperti 577 lavoratori in nero e 8.900 irregolari. Ispettori nelle società di delivery, quasi tutti i rider non avevano coperture assicurative. Marco Gullà. Oltre 62 milioni di euro di crediti INPS accertati fra contributi evasi, interessi e sanzioni, 5.131 rapporti di lavoro fittizi, 577 lavoratori in nero e oltre 8.900 irregolari scoperti. È il bilancio dell'attività ispettiva dell'INPS in Sicilia presentato questa mattina a Palermo. Gli ispettori INPS hanno eseguito controlli soprattutto sul terziario, sulle case di riposo e le aziende che gestiscono i rider. Sulle case di riposo, perché siamo partiti da un dato vergognoso, che è quello della forza media occupata da parte delle case di riposo, che è appena superiore a un dipendente. È un dato che è più che inverosimile, come ho detto prima, vergognoso. Altro settore tortuoso, quello del turismo. Abbiamo visto dei numeri importanti di lavoratori a nero che purtroppo rappresentano una conferma della mala gestione da parte dei pubblici esercizi. Infine, un'importante operazione ispettiva nel 2024 ha riguardato una grande impresa operante a Palermo nel settore del food delivery, una giungla lavorativa per i tanti rider. Veramente basta
basta vederli lavorare nelle giornate di pioggia, di freddo con queste biciclette, e sapere che gran parte di questi tra l'altro non aveva neanche i contributi come dipendente, ma era stato ripeto, fittiziamente inquadrato come collaboratore coordinato, quindi senza neanche quelle coperture assicurative tipiche dei dipendenti come la malattia. È vero che c'è qualche cosa anche per i Cococò, ma è diciamo, assolutamente non comparabile alle garanzie date a un dipendente, non solo, anche sulle retribuzioni, è veramente qualcosa che fa male. Una breve pausa e poi la sessione che si è chiusa dell'invernale del calcio mercato. Eccoci al calcio, si è chiusa la sessione invernale di mercato, Palermo che ufficializza Poyampalo e Audero, a Catania delusione tra i tifosi per la cessione di Castellini al Pisa, colpi last minute per Messina e Trapani. Marco Gullà. Poyampalo e Audero, il Palermo chiude la sessione invernale di calciomercato con l'arrivo ufficiale dell'attaccante finlandese e del portiere in prestito dal Como. Li vediamo mentre arrivano a Palermo nella serata di ieri. Entrambi saranno a disposizione di Dionisi per la gara di domenica al Picco contro lo Spezia. È saltato invece Mazzitelli che è andato al Sassuolo, nel Ciaro verso la Russia. Catania, ultimo giorno di mercato più che amaro. La partenza della bandiera Alessio Castellini ha acceso ancora di più gli animi dei tifosi delusi per la cessione di un caposaldo della squadra. Castellini va al Pisa, una cessione inaspettata. Arriva invece l'attaccante Andrea De Paoli dal Giuliano, 24 presenze e un solo gol in questa stagione. Il Catania ha cercato altri rinforzi ma ha ricevuto un no del Foggia per il centrocampista Simone Tascone. Per Rapisarda risoluzione consensuale, poi il calciatore si è accordato con il Latina. Zanellato ceduto a titolo definitivo a Lecco. Messina che chiude il mercato con altre operazioni. Dopo il difensore Gelli, il club ha comunicato anche l'ingaggio del portiere Gabriel Meli. Il classe 99 arriva a titolo definitivo dal Taranto e si legherà al club bianco scudato fino al prossimo 30 giugno. Il difensore Kevin Averi, 2001, arriva invece in prestito dal Torino. Trapani che invece chiude la propria sessione invernale con l'arrivo del centrocampista norvegese Erlend Seberg. È tutto, io mi fermo qui, ma vi invito a restare con noi perché prosegue la nostra diretta sulla festa di Sant'Agata. Oggi lo sapete, è il giorno del giro esterno e dunque ancora tanto da condividere con voi e anche continuare nei festeggiamenti in onore appunto di Sant'Agata. Grazie per l'ascolto intanto e buon pomeriggio.